e sono pronti al gioco. Ricordo quindi Fox Legnaro, Iscomet Bonporto Modena Under 18. Qui saliamo di categoria. Saliamo di categoria e probabilmente di velocità. Ricordo che per gli Iscomet Bonporto questa è la prima esperienza in Under 18 e addirittura nelle finali nazionali, quindi siamo davanti ad un gioco immaginabile per certi aspetti. Eccoli che sono partiti, ragazzi. Mi sta affiancando al commento Francesco Dal Ballo. Francesco, non diciamo di che squadra siamo, così stiamo assolutamente no. I due rivali alla telecronaca. I due rivali, esatto. Disco per Cesana. Va il tiro, non va. Parato dai gambali del 45. Avvicendamento della linea dei Fox. Attenzione, Mattia Marcat col disco esce, deve tornare indietro. Grande movimento. Bella azione che ha messo a rischio la porta del Bonporto, intuita dal portiere, e qua abbiamo un'azione contrattacco. Servizio verso il fondo campo. (42) che porta sul disco. Attenta al tiro, deviato dall'82. Tiro centrale. No, buona azione. Concordo. Terza linea accompagnata da Cesana e Torres. Parte Cesana, grande promessa della Serie A. Bella gestione. Cesana non riesce, una buonissima difesa da parte del Bonporto. Bel colpo assestato del 18,
trovato i gambali pronti. Finora buona difesa del Bonporto, che difende la porta in 3 contro 4 giocatori giovani della Serie A dei Fox. Gestione del disco. Perdono il disco, la ripartenza. Perde il disco il numero 7, prova a salire il 16, Bonporto, il 42 prova a tenere botta, perde il disco, lo rintercetta al 16. I Fox che in velocità mantengono il pack. Di rimbalzo sui gambali del portiere, evitiamo un altro tiro importante, rientra al 46 dopo la penalità, Marchetta riparte, almeno i numeri. Vuole provare? Non prova, si riparte da capo. Uscita, parte l'ultimo uomo, deve tornare indietro là. Un tiro che cerca l'apertura da fondo campo, da estremo fondo campo tra i Fox, i ragazzi del Fox, che però adesso riconquistano il pack, si smarcano di molto. Il disco finisce dall'altra parte dell'area dei Fox Legnaro, si tenta una gestione del pack che non riesce. Riparte Mattia Marchetta, attenzione, non riesce a tenere. Grande azione, il Bonporto non riesce, tiene il controllo. Si riparte dai Fox. Siamo a 6 minuti dall'inizio del primo tempo, signori. Tiro pericolosissimo in area davanti alla porta. Abbiamo il 59 che tenta l'affondo di rimbalzo, torna al disco ma riesce ad essere controllato. Bene. Nulla di fatto. Finora è una partita equilibrata, direi. Sì, direi anch'io. Insomma, come dicevo in premessa, facciandoci quest'anno per la prima volta questa categoria, è tutto da imparare. Non ho abbastanza parole neanche io. Devo stare attento alla partita. Vero, vero. Ci sono giocatori in Serie A dell'Under 18? No, Okay. non ne abbiamo. Beh, direi che potrebbero di questo passo.
Parte Sesana. Tutto da solo, fa il tiro. Niente. Mamma mia. Tocca da Alvanti riuscire a gestire per Gabriele Marchetti. Marchetti prova anche lui. Niente. Grande pressing. Sì. Purtroppo non si sfugge. Sì, grande pressing del Fox Legnaro che continua a insistere davanti alla porta del Bonporto. Fox Legnaro che staranno sicuramente studiando l'avversario nuovo. Al controllo Mattia Marchetti, fratello di Gabriele Marchetti, giocatore di Serie A. Perde il pack il 42, recuperato dal 59. Tenta di salire, ma siamo abbastanza imbrigliati. Vediamo se si riesce ad aprire il gioco verso l'alto con questo tiro lungo verso l'area dei Fox. Fox più attenti alla gestione, più... Bel passaggio, non agganciato, ma grande azione. 59. Giocatore del Bonporto che per poco non riusciva a dare il gol. Un'azione solitaria, bellissimo. Gestione da parte del Bonporto. Gestiscono, vogliono uscire in sicurezza. Bel passaggio. Non trova il varco, deve tornare indietro. Disco rubato. Ripartiamo da Gabriele Marchetti che cerca di gestire. Vuole partire. Non lo sapevo. Prova il tiro, arriva il gol. Arriva il gol. Gol nell'angolino. D'altronde lo specchio era aperto, la difesa era sguarnita su quel lato lì. Portiere piazzato, direi bravura più dell'attaccante. Non è facile riuscire a parare tiri di Gabriele Marchetti. Primo time out della partita. Direi che stanno dando filo da torcere, entrambe le squadre. Siamo ancora molto freschi, cioè nel senso Concordo. siamo ai primi minuti, non ho guardato se siamo a 7-8 minuti, insomma. Vediamo se riusciamo a tenere il passo. Esatto. Vedremo quale squadra accederà prima. Di solito il primo tempo, anche in inferiorità, si riesce a tenere botta, diciamo. Dopo vediamo un po'. Infatti siamo a metà, 10-32 alla fine, quindi siamo quasi a metà.
Albanti gestisce. Passaggio intercettato dal 42, De Bonporto, il 59. Fallo da parte del Legnaro. Adesso dovranno tenere botta per non riuscire ad arrivare al pareggio. Si apre una possibilità per gli Scomme De Bonporto con questo power play. Vediamo se riescono a sfruttarla. Ricordo il punteggio: Legnaro 1, Bonporto 0. Siamo a 11 minuti dall'inizio del primo tempo qui dal patinodromo di Legnaro. Marchette di nuovo, lui in solitaria. Il portiere lo frega. Ottima intuizione del portiere. Si è voluto rifare. Ha detto questa volta no. Forse troppo pressing, un'occasione importante. Tra l'altro time out e subito dopo un penalty e nel loro caso, in caso del Bonporto, un power play, che è molto molto positivo. Gestiscono il Bonporto, non vogliono rischiare. Abbiamo già visto che Legnaro può partire con i contropiedi anche in inferiorità numerica. Bellissimo gol! Assist del 59 sul 42. Inserimento del giocatore del Bonporto, va al rimbalzo e il secondo giocatore in area riesce a tirare. Ricordo che la percentuale più alta dei gol nell'hockey sono di rimbalzo, quindi da manuale, direi. Basta essere al momento giusto, insomma. Ecco di. Contropiede velocissimo. Intercettato. Siamo a 13 minuti dall'inizio di questo primo tempo. Nazionali italiane under 18 qui al patinodromo di Legnaro, in quel di Padova. Sesana per Torres tira per Marquette, gestisce. Per Sesana il tiro con il velo, incredibile. Prova da solo Sesana, non riesce, recupera quindi il Bonporto, combatte, il Legnaro ce l'ha di nuovo. Cerchiamo di allontanare questo pack che c'è un po' di assembramento davanti porta, un po' preoccupante. Vediamo un po', però qua Sesana che va sotto. Numero 40 vuole ripartire, non riesce. Servizio centrale.
portiere non ha problemi. Si riparte di nuovo con Albanti. In campo la seconda linea. Guerriero, di nuovo Albanti e adesso Marquette. Marquette, attenzione! Azione pericolosissima, dove il Bonporto ha dormito un attimo. Sono errori che non possiamo permetterci. Vediamo un po', comunque abbiamo recuperato. E via di Guerriero. Si fa per dire. Albanti, scusate. Abbiamo già il Fox col controllo del pack che passaggio di rimbalzo sulla balaustra, servizio passaggio centrale. Sì, non sbagliato. Ovviamente era impostato bene. Tentativo di controllo, ma di rimbalzo non viene il 13. Bella parata. Vediamo che cosa ci dicono i millimetri. Viene assegnato il gol al Fox Legnaro, il gol del 2-1. Bonporto che nell'ultimo cambio ha lasciato sfuggire qualche marcatura. Si riparte con Marquette. Il tiro va fuori. Si riprende Cesana. Cesana per Marquette. Scambio. Bonporto che Vari scambi. Per Albanti e di nuovo Cesana. Sappiamo che Legnaro, soprattutto under 18, sa gestire bene il disco. Ma vogliamo ricordare che gli stessi giocatori che ci sono in campo adesso hanno perso contro la Fox Serie C che giocava proprio a scatola. Devono gestirla meglio adesso i Fox, da non sottovalutare la scatola di prima che adesso diventa marcatura uomo. vedete come i commenti di un giocatore fanno la differenza. Giocatore e allenatore, no? Sì, giusto. Che riconosce le disposizioni e le azioni delle rispettive squadre. Qualche errore lo farò sicuramente, non sono abituato a fare la telecamera. Vabbè, ma Poi leggere così al volo non è mai facile. Figurati in campo. Ripartenza. ragazzi Però il tiro dalla possono distanza. tentare, sì. Devono cercare di resistere almeno per cercare di arrivare alla fine del primo tempo senza subire ulteriormente. Non so se ci possiamo permettere altre azioni. Qua errore difensivo, doveva chiudere subito al raddoppio. Può avere una ripartenza. Gestisce forse? Buono passaggio sul... Beh, il tiro a volo del 32 ci ha provato. Un buon tiro. Centrale, insomma, parabile ovviamente. Sì. Era quasi sotto alle gambe.
Il buco c'era. Il buco c'era. Ripartenza dei Fox. Attenzione Marquette. Slap che non va. Cerca di controllare la difesa del Monporto. Mattia Marquette di nuovo. Al tiro. Pericolosissimo. Rimbalzo, Mamma mia. riprende il disco. Disco che è arrivato in testa al portiere. Sì, direi proprio in testa. Oggi già il secondo giorno che vedo quello di prima, non mi ricordo se è stata la prima under 14 o la seconda, in piena griglia. Però in questi casi se il portiere alza il braccio, l'arbitro fischia. Sì. Bellissimo controllo. Attenzione. Ed è così che si fa contro giocatori meno fisici. Ovvero si va di fisico. Si va di fisico. Un sandwich in piena regola. Esatto. Oh, ragazzi, buona occasione del 10. Buon controllo. Un cambio su entrambe le linee da entrambe le squadre, direi. Siamo a 1 minuto e 31 dalla fine del primo tempo. Bel tiro del 18 laterale, parato dai gambali del portiere. Di nuovo alla parata. disco a rischio, rischissimo. Sì. Il Fox Legnaro che assedia l'area degli Discovery di Monporto. Cesana bravissimo lì in mezzo lui. Marquette per Cesana al tiro centrale, invece lo ripassa. Incredibile. Io avrei tirato se fossi stato in Cesana, ma chi lo sa. Buona intuizione, si smarcano da tutti gli uomini. Siamo a 30 secondi alla fine del primo tempo. Vediamo, ragazzi, non tenete sguarnita la difesa. Bel passaggio. No, look. Bello, sì, molto bello. Qua può ripartire per gli ultimi secondi. Siamo un po' quasi fallo adesso, da parte del Legnaro. ce la fa qua, non riesce a controllare il disco. Cosa abbiamo qui? Il quasi fallo è diventato fallo. Cesana parte in inferiorità numerica da solo. Pericolosissimo, fallaccio del 16. Sì. Ecco. Ricordo che non è fallo del portiere poiché ha beccato prima il disco e poi i pattini. Ci concediamo questi 5 minuti, dai.
Bene signori, siamo al secondo tempo dell'Under 18 nazionali italiane qui da Legnaro Padova, che vede i Fox Legnaro contro gli Scomet Bonporto Modena. Il punteggio è di 2 per il Legnaro, 1 per il Bonporto. Attenzione, vi voglio solo dire che io sono in mezzo a un giocatore dei Fox, vi dico il nome perché così sapete se le prendo da chi le prendo. Tal Marchetti e Francesco. Basta, mi fermo qui. Attenzione, potrebbe partire la rissa. Potrebbe partire la rissa, sono qua in mezzo. Altra penalità per Marchetti. Se non sentite più la mia voce sapete perché, è successo qualcosa. Bella ripresa da parte di Cesano. Vuole il passaggio. Vuole. Stavo per dire il tiro, ma va da solo. Ostruzione. Ostruzione per Albanti. Ora siamo... sei in inferiorità. Qui la situazione si fa drammatica. Allora vi dico, posso solo contare sul fatto che sono con una gamba gigia e quindi posso aver pietà di non infierire, non posso difendermi più di tanto. Però ragazzi siamo 3 contro 1, qui la situazione si fa grigia. Adesso arriva il qua. Gestione da parte del Bonporto. Numero 32 che perde un attimo il controllo. Brutto passaggio, riprende il disco. Bel tiro ma a rimbalzo. Attenzione. Ci sei quasi. Gestisce il Legnaro con Cesano. Dietro porta, aspetta il rientro del compagno. Parte all'attacco. Rientra un giocatore, Marchetta dei Fox. Bonporto chiude l'azione. Portiere la para. Scavalchi. No. Giocatore del Legnaro vuole scavalcare. Attenzione. Quindi è questo che insegnano. Quindi è questo che insegnano in Serie A. Questo che insegnano in Serie A, scavalcare. Attenzione, disco gestito da Bonporto. Si ritrova da solo contro il portiere. Bella azione, palo. Mamma mia, sotto le gambe del portiere. Vittorio. Per un pelo. Infatti c'era già le braccia alzate, ma no, liscio del 7. Ripartenza da parte del Bonporto. Ricordo il numero 42 gioca anche in Under 16. Gioca anche in Under 16. Grande giocatore intervistato settimana scorsa dal mio collega Cesare. Ecco. Attenzione Albanti, è rientrato anche lui, siamo di nuovo. Disco per Albanti, ci prova da solo, non riesce. Azioni solitarie che... Power play del Fox, sì. Ormai rimane solo la penalità da scontare da parte del Bonporto. Molte penalità. Slap fuori. Buon tiro di prima, purtroppo potente ma non preciso.
Assedio. 10 secondi al rientro. Tiro questa volta direi preciso, ma purtroppo addosso all'avversario. Risaliamo in controattacco. Bello rimbalzo, prova di nuovo e non riesce. Niente, con Numero rimbalzo non 76 che ci riusciamo- prova. Si ritorna all'attacco. Il portiere dice di no. Un Fox Legnare che comincia a giocare in due linee. Può ripartire il gioco. Quattro contro 4. Gestisce il buon Porto. Molto pressato, rischia di perderlo, ma riesce a tenerlo. Non c'è spazio, deve tornare. Riesce ad arrivare in mezzo, bellissimo. Bella occasione. Può provare il tiro? Lo Ci prova. prova ancora. Rimbalzo. Bravissimo questo giocatore, bellissima azione. E si riprova. Vediamo due squadre dove in entrambe ci sono giocatori di spicco che possono risolvere la partita. Non riesce nella ripartenza. Riprende Fox Legnaro il controllo con Cesana. Attenzione Torres. Di nuovo Cesana, riprova con le sue ripartenze, ma viene fermato. Attenzione il buon Porto. Buona, l'intenzione c'era, era buona, purtroppo sbagliato il passaggio decisamente. Si riparte da Torres nel suo ruolo principale, ultimo uomo. Attenzione Marquette che fa un passaggio e viene intercettato. Si ritorna subito con il disco per il buon Porto. Il capitano cerca il tiro. Non trova la rete. Grande tiro di rovescio, ma viene intercettato anche questo. Cesana che prova di nuovo. Poteva esserci rimbalzo. Troppo distante il giocatore. Si riparte di nuovo dalla nostra porta dei Fox Legnaro. De Angelis, Leo riprende il post di Torres. Entra in campo la seconda linea. Ora disco per Marquette che vuole rischiare, però riesce a tenerlo. Molto rischioso. Parte Albanti, passaggio alto, un bel flip. Ottimo servizio, sì, decisamente. Per fortuna intercettato alla 42 che sale, ma
Intercettato anche lui. Intercettato anche lui. Vediamo un po' di resistenza in balaustra, vediamo come finisce, forse ci starebbe un fischio ma non c'è, fa lo stesso. Contrasti in balaustra molto importanti a questa età, dove si comincia a vedere lo sviluppo fisico e anche mentale. Grande servizio per Marquette che non riesce, arriva il fallo. Fallo del 40 direi. Ma in power play il Fox. Poteva forse ormai lasciarlo al portiere. Si discute fra arbitri. Ed è sgambetto. Bella azione! Forse un po' di ostruzione c'era, ma lasciamo intendere all'arbitro. Tra l'altro anche l'arbitro, parte dei Fox, fratello del coach in panca del Legnaro. Abbiamo i due fratelli, un arbitro e un allenatore. Matteo Carrone e Filippo Carrone. Bella la giocata da parte del Legnaro che però viene fermata dal portiere. Un grande portiere in questa partita. Sì. Beh, diciamo che Manuele Corazzari si è anche guadagnato la convocazione in nazionale, quindi... Beh, d'altronde allenato dal grandissimo Franchi. Direi che un portiere migliore come allenatore non c'è. Sì, poi che da noi insomma Franchi è una spin-off, non è... fa degli innesti o degli inserimenti, insomma non... Purtroppo arriva il tiro. Chi ha segnato? Non lo so. Infatti c'è stata una guardato. triangolazione veloce, non sono riuscito a vedere chi ha segnato. Esatto. Comunque signori, Legnaro 3, Bonporto 1 a 6 minuti dall'inizio del secondo tempo. 8 minuti, scusate. Se non sbaglio sono 2 gol su 4 in questa partita per essere stati fatti in power play. Sì, beh, indubbiamente insomma anche questo pesa, Soprattutto se le penalità sono tante. E questa partita ne è piena. Grande il tiro, riprova. Fantastico il portiere, però il Legnaro ha ancora il controllo. Torres per Guerriero, di nuovo Torres. Attenzione Marquette. Marquette piccolo e veloce. Incredibile nello stretto questo giocatore. Torres, Marquette riprende, prende velocità e riesce ad arrivare fino davanti alla porta. Sì. Alto. Vale il disco in mezzo, sempre il Legnaro controlla. Passaggio indietro per... non ha agganciato il 10, altrimenti eravamo di nuovo 13 che tenta. Bel servizio, resiste il Bonporto.
Vogliono il cambio i giocatori del Fox. Allora ne approfitta anche il Buonporto. Fiato molto importante in questa partita, abbiamo visto tanto fisico, tanta velocità. Passaggio lungo, alto, intercettato da Albanti. Non è abituato. Gestisce Torres. Per Cesana che riparte, vuole fare da solo. Forse troppo. Riparte col 42 il tiro. Bel tiro. Di nuovo per Zoe e poi per Cesana. Zoe De Lazzari, ricordo femminile Vicenza. Oserei dire un prodigio femminile in questa categoria. Giocare nelle finali nazionali under 18 non è comune per una ragazza. Attenzione al bandi per Zoe che quasi poteva anche andare al tiro se avesse preso il disco, ma lo tiene benissimo. E poi però purtroppo sono troppi contrasti. Riparte il Buonporto, riesce ad accentrarsi, attenzione, possibile azione, molto bello qua, tiene il disco, cerca il compagno in mezzo ma non trova. Il 52 59, il 59 ci ha provato 59. di nuovo, tenta di nuovo il 16. Recupera Zoe De Lazzari. Ottima prestazione in questo cambio. Via per Albanti. Albanti, bella azione, però per fortuna intercettata. Un Buonporto rinato. Per ora rinato. Bella azione. Abbiamo 42, parte all'attacco. cerca di smarcarsi. Arriva il fallo per entrambi, vuole entrambi fuori. Si rimane 4 contro 4. Ripartenza per Marquette. Bella smarcata. Via, via. Il Buonporto riprende allo spazio. No, ma se riesce allo spazio per un allo tiro. spazio, prova, ma ma no. intercettato. Viene intercettato, sì. Il tiro che non va. Chiaro che la distanza e il tempo. Gestione a parte del Legnaro. Accidenti, che palo, bellissimo. Stava per provare la Michigan. Gli è venuto Forse, il dubbio all'ultimo mezza frazione di secondo, poi cosa so cosa l'ha trattenuto. Forse è una mossa un po' troppo difficile in under 18. Bello il tiro del 13.
cercare di... Bravo Mattia Marchette, che tiene il disco. Ora per Cesana. Perde il disco Marchette, occasione per il Bonporto. Non va. Bello il pressing, ma riesce lo stesso Torres a controllare. Cesana. Il tiro, recupero. Doppio recupero. Manca poco tempo, siamo 3-1. Il Bonporto ha 4 minuti e 40 per recuperare lo svantaggio. Leo. De Angelis per Albanti, per Marchette, che quasi non riesce a tenere. Attenzione Guerriero, il tiro di Guerriero troppo Buono centrale. parato. Intanto il Bonporto ha fatto anche un cambio portiere, direi. Quattro minuti alla fine. Contrasti. Attenzione Albanti. Scusate, De Angelis. De Angelis il tiro. Accidenti, non un va. altro tiro con un altro palo sonoro di quelli altamente a rischio. Marchette. È rimasto fuori. Marchette vuole Vediamo provare da se solo. quanto riusciamo. Il passaggio in mezzo Accidenti. non va. Sì. C'era. Grande attacco e grande difesa. Questo è l'hockey che ci Insomma, piace. 3. Buono. Si riparte da Cesana. Ora dovrebbe aumentare il pressing da parte del Bonporto per riuscire a riprendersi. Per Albanti che va al tiro fuori. Albanti di nuovo. Passaggio in balaustra. Classico passaggio d'hockey ghiaccio. Per Cesana di nuovo. Non c'è molto pressing da parte del Bonporto. Allora ne approfittano per gestire. Albanti gestisce, non ha molta intenzione di rischiare, infatti, ed ecco che dopo il rischio si riparte con il Bonporto in attacco, che può provare il tiro quasi col gambale. Tiro libero da buona distanza. Parata, Vittorio. Parata, sì. Ma insomma. Grande Vittorio Miozzi, fratello del portiere di Serie A Tommaso Miozzi. Siamo a 2 minuti e 17 dalla fine di questo secondo tempo. Insomma, per il livello e il tenore di partita direi che nulla è impossibile. nulla è impossibile, vero? L'hockey ci insegna anche questo. I ritmi continuano a essere belli sostenuti. Buon passaggio. Si ritorna indietro. Il Legnaro da un paio di minuti non ha voglia, non vuole rischiare.
Non gli interessa aggiungere punti, aggiungere gol di distanza. Riprende il Buonporto, contrasti, riprende Legnaro, Marchetti per Albanti, di nuovo Marchetti, il tiro fuori. Attenzione, Marchetti indietro per Albanti, vogliono il cambio, esce un fratello e ne entra un altro. Attenzione, Cesana, inserimento filtrante, ma non va. Sul gambale di Perpignani, ok. Passaggi filtranti che si vedono spesso nella nostra Serie A The Fox. Disco, un altro filtrante che non va. Intercettato anche questo disco, abbiamo cercato di affondare, ma Cesana riparte. buono. Zoe per Cesana, l'assist e il gol. Bellissima azione. Adesso diventa davvero complicato. Diventa veramente complicato. Sì, è un distacco che difficilmente colmabile. 28 secondi alla fine. Eh sì. Zoe per Piano, piano. era intenzionata a passare, adesso l'ha passata per Cesana. Attenzione, il tiro da parte del Un Legnaro. tiro lungo da fuori, Riparte il numero 59, vuole il tiro dalla distanza. Pochi secondi dalla fine. Se la porta a casa il Legnaro. Direi proprio di sì. Comunque bella partita fino al primo tempo, direi quello che ci eravamo detti, insomma, abbastanza. Il primo tempo bellissimo. Sì. Lì, poi MVP Box Finale